Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi a Analyze Flash del vostro Marietto Veneziano. Oggi vedete questo orologio che è un simbolo, è una metafora quella che vi sto spiegando, per il semplice fatto che voglio farvi capire un concetto un po' più largo riguardante i circuiti radionici e chiaramente anche i sigilli salomonici e anche quelli di Mosè. Allora, questo orologio qui è un orologio che può stare o raggiungere o permettersi di affondare 300 metri, no? 300 metri nell'acqua, intendo dire, e resistere a quella pressione. Chiaramente un essere umano massimo arriverà a 40-50 metri, i più performanti arriveranno a 60 metri, ma a 300 metri mai. Eppure il vostro Marietto lo ha comprato per fare la doccia, cioè quindi io questo orologio lo uso solamente per fare la doccia e il bagnetto ogni tanto. Quindi che senso ha comprare un orologio che arriva fino a 300 metri sott'acqua e poi usarlo per fare la doccia? Ha il senso di essere sicuro che anche sotto l'acqua il prodotto non si rovina. Ma a parte questa metafora, anche perché questo orologio è inutilizzabile con una muta per il semplice fatto che non ha un cinturino che si può regolare e quindi vedete è un orologio molto semplice, però ha la caratteristica che teoricamente fino a 300 metri sott'acqua ci arriva e il vostro magnetto riesce a utilizzarlo al massimo per fare la doccia. Però ritorniamo un po' al concetto invece dei circuiti. I circuiti, parlavo l'altro giorno con un mio committente e diceva, ma in un libro ho letto che fa queste cose si fermo lì. Allora, non bisogna prendere un circuito per fare 300 metri sott'acqua, ma bisogna capire che i circuiti fanno più cose se utilizzate in altri modi, ovvero potete usare un orologio per andare sott'acqua per 300 metri oppure per fare la doccia. Potete usare un circuito per fare, non so, per riallineare il peso, oppure lo stesso circuito con determinati intenti lo si può utilizzare per avere più costanza a fare o avere più conoscenza e via dicendo. Quindi non è che i circuiti fanno solo una cosa, i circuiti fanno più cose. Invece i sigilli salomonici, no, sono orientati a quelle mancanze che si hanno quando le persone nascono. Quando le persone nascono hanno degli influssi planetari importantissimi e di conseguenza il loro corpo eterico, il campo aurico, chiamatelo poi come volete, viene influenzato per tutta la vita. Quindi diciamo il sigillo salmonico, che poi tra l'altro è una cosa viva senza coscienza, quindi attenzione chi ha comprato i sigilli salomonici da altre persone e non dal decano veneziano, ricordatevi che romperlo, stracciarlo, se non si hanno determinati accorgimenti come fare un debito karmico quasi mortale. Quindi attenzione, lo dico perché qualche tempo fa, anno fa, mi ha contattato una dottoressa che dopo che aveva rotto un sigillo salmonico costruito dalla nostra concorrente, dalla Massona, gli era successo di tutto e di più. Quindi i circuiti possono essere utilizzati, i circuiti radiologici possono essere utilizzati per fare più cose. Spesso chi li costruisce non dice esattamente cosa fanno in totale, ma dice solamente che possono essere utilizzati per una direzione o per un'altra. Poi ogni persona deve valutare col quadrante radiostesico sì e no se la cosa è interessante per lui. Comunque, un circuito di base che il vostro venezuelano ha sempre consigliato è questo per attivare meno gli intuiti, la volontà, la voglia di fare, insomma, tutto quello che serve per attirare un po' su di noi l'intuito, l'estro, le conoscenze, la sapienza, la voglia di fare. Questo è un circuito molto importante. Che poi fa anche altre cose, però questo circuito quadrante, però chiedete sempre il pendolino. Allora,
Io ritorno sempre sull'orologino che il vostro maniaco usa per fare la doccia, ma nella realtà è garantito fino a 30 atmosfere, cioè praticamente questo qui riesce ad arrivare fino a 300 metri sott'acqua. È automatico, quindi non bisogna avere una batteria. Quindi che cosa vuol dire questo? Qual è il messaggio? È che bisogna sempre stare sul pezzo, bisogna sempre anticipare. Se vedete che un orologino da pochi euro, questo qui poi costa pochissimo, costerà massimo 150 euro, però è fortissimo come orologio, è un segnatempo importante e il prezzo è veramente limitato. Però dà già l'idea che una persona vuole stare sul pezzo, vuole anticipare le problematiche. E i circuiti radionici fanno la stessa cosa. Meglio ancora i sigilli. Poi c'è un altro discorso, un discorso ad esempio sui riti operativi di alta magia. Cosa servono? Generalmente i riti di alta magia operativa, e noi li vediamo nelle crisi di Stato che ogni santa domenica piazzano lì l'umanità a ritualizzare, serve a mantenere o a raggiungere degli obiettivi magari più in fretta. Generalmente l'ufficiante sale, quando si parla di alta magia operativa si parla di un ufficiante che non invoca ma fa evocazione e sale al cospetto di queste forze che poi la cultura popolare, la demagogia li ha chiamati angeli, extraterrestri, chiamateli poi come volete, ma nella realtà è l'officiante che riesce a salire. Quando invece si tirano giù, non sai che sono forze benevole, ma sono forze molto limitate, molto forti su questo campo materiale, ma molto limitate per fare evolvere un'anima. E generalmente si chiamano queste forze per portare o per evolvere alcune situazioni che si sono un po' cristallizzate. Quindi l'invito al vostro manietto è sempre stare sul pezzo e chiaramente se voi fate la doccia non è che dovete avere un orologio che resista a 300 metri sott'acqua, ma però questo vi dà già l'indicazione che bisogna stare sul pezzo, giocare d'anticipo, mai farsi prendere in contropiede o con i circuiti radionici o con i sigilli salomonici oppure con i sigilli di Mosè. Un'altra cosa importante, non è che dovete pensare che è vero che i sigilli partono subito, ma se voi avete una problematica, ipotizziamo che voi vi stiate rendendo conto che sta arrivando la terza guerra mondiale, non è che se voi prendete il sigillo fra 6 mesi pensando di risolvere il problema subito, no, voi dovete sempre pensare che quando entra in operazione una forza, minimo ci vogliono 9 mesi. È vero che il sigillo entra in azione subito, però per avere la carica giusta, come minimo ci vogliono 9 mesi. Bene, cari amici, grazie e alla prossima. Ciao.